Bravo ragazzo. È bravo. Sì. Che rimanga qua. Speriamo. A Santa Croce. Speriamo. I primi a non accettare che Madi Amadi vada via dal centro Don Ceccon di Santa Croce del Lago sono gli ospiti che hanno appreso con dispiacere la notizia che potrebbe privarli del sorriso e dell'amore che ogni giorno il 31enne di origine afghana dona loro a piene mani. A fine gennaio, dopo un iter lungo 6 anni, Madi ha ricevuto una comunicazione ferale. L'Italia ha rigettato la sua richiesta d'asilo e dovrà fare ritorno in Germania, primo stato di approdo 15 anni fa e l'unico, secondo la Convenzione di Dublino, a potergli rilasciare lo status di rifugiato. Ho avuto un'udienza il 30 novembre e mi hanno detto che devo tornare in Germania perché io sono stato prima in Germania e ho fatto un asilo in 2011 in Germania. Madi ha studiato, è riuscito a ottenere il titolo di operatore sociosanitario, conosce 4 lingue oltre alla sua e per questo sia in Germania che in Italia è stato ed è a disposizione come interprete per le forze dell'ordine e gli uffici giudiziari. Madi si è perfettamente integrato in Alpago e parla anche il dialetto. Tanti di questi anziani di qua non riescono a parlare bene italiano. È normale che devi anche tu metterti in gioco e imparare un po' di dialogo per parlare con loro. Oggi il sogno di Madi di continuare a impegnarsi per diventare infermiere si è infranto. Presto potrebbe dover lasciare il lavoro a tempo indeterminato, la casa, gli amici. Ci mette un po' in difficoltà anche perché trovare delle risorse in questo momento che sono la sua figura, la figura dell'operatore sociosanitario è abbastanza complicato. Stiamo cercando in qualche modo di trovare supporto dalle istituzioni per avere comunque un aiuto e cercare di capire come possiamo risolvere questa situazione. Per Madi si è mossa subito la rete dei comitati Giù le mani dalla sanità bellunese che hanno scritto alla questura e alla prefettura di Belluno, oltre che all'ambasciata d'Italia in Germania e al console tedesco a Venezia. La consigliera regionale Elena Ostanella di Veneto che vogliamo ha parlato direttamente con Madi e si è messa a disposizione. Serve subito una riforma delle regole di Dublino per rendere accessibile un diritto umano e sostenere gli Stati nella gestione di una questione epocale, dice. Vuoi fare un appello a chi ci sta seguendo in questo momento? Io non so chi può darmi una mano, ma a me, in poche parole, dico che mi fa piacere tantissimo di restare in Italia. E chi può darmi una mano sarebbe migliore di darmi una mano perché io di varietà mi piace di stare qua. Sono integrato, ho fatto tutto possibile di, diciamo così, di stare qua. Sono stato sempre, come dice, sono stato sempre aiuto per dare la mano anche io. Per quello mi voglio che mi aiutano tutti quelli che riescono a darmi una mano. Grazie. Prego.